Ciao da Nicoletta, oggi dallo splendido scenario del lago di Lugano ti parlo di prospettiva. Ci sono sempre varie prospettive e ti leggo questa pillolina. Una storia cinese narra di un vecchio contadino che possedeva un vecchio cavallo per coltivare i suoi campi. Un giorno il cavallo scappò per le colline e i vicini che consolavano il vecchio contadino per la sfortuna, questi rispondeva: sfortuna, fortuna, chi lo sa, in modo molto sereno. Dopo una settimana il cavallo tornò portando con sé dalle colline una mantia di cavalli selvatici e questa volta i vicini si congratulavano con il contadino per la sua fortuna. E la risposta fu sempre quella: fortuna, sfortuna, chi lo sa, sempre in modo molto serafico e sereno. Poi accadde che suo figlio, mentre cercava di domare uno dei cavalli selvatici, cadde, rompendosi malamente una gamba. E tutti i vicini ancora una volta pensarono che si trattasse veramente di una grande sfortuna. Il contadino ebbe sempre la solita reazione: fortuna, sfortuna, chi lo sa. Qualche settimana più tardi l'esercito entrò nel villaggio, imponendo a tutti i giovani abili la coscrizione obbligatoria. Quando videro il figlio del contadino con la sua gamba rotta lo lasciarono stare. Questa fu una fortuna, una sfortuna, chi lo sa. Ogni volta che succede qualcosa si può leggere sotto diverse prospettive. Tutte le volte in cui qualcosa mi è accaduto e nell'immediato poteva sembrare la catastrofe più grande, la sfortuna più grande, nel tempo, lasciando andare, lasciando fluire e rimanendo aperta per imparare la lezione o imparare, capire, captare il messaggio, quell'evento che in realtà poteva sembrare molto critico ha aperto nuove porte, nuove possibilità. Anche Lugano per me è stata la conquista di qualcosa dopo un momento di crisi profonda, dove tutte le mie certezze, tutte lavorative, familiari, affettive, collaborative, tutte saranno andate a rompere. Fortuna, sfortuna, chissà. Ciao, buona riflessione, ciao ciao!